Bruna è stata un dono. Siamo qui per magari dei distretti, piangenti, sofferenti, straziati, stravolti, ma siamo qui per rendere ancora onore con le nostre debolissime vite al dono che Bruna è stata. Si rivolge al marito e alla figlia di Bruna Mariotto, un appello accorato e profondo, quello di Don Giovanni Stasi, che ha celebrato le esequie nella chiesa di Visnadello di Spresiano. Un invito che ha rivolto alla famiglia di Bruna, la mamma, il fratello Dennis, il cognato, a tutti i presenti, circa 300, le persone che hanno voluto partecipare al dolore per una vita spezzata a 50 anni dalla tragica vicenda di sangue che ha scosso la comunità. Un invito commovente alla vita, alla fiducia nel futuro, nel segno dell'amore e della riconciliazione, ciascuno con la propria storia, nonostante sia un bagaglio pesante da portare sulle spalle. E la cicatrice va guardata, e la cicatrice va addirittura amata, perché ci ricorda la nostra storia di bene e di amore. Allora, come diceva sempre San Paolo, lasciatevi riconciliare con Dio, ma anche con la nostra storia. Poi le lacrime che lasciano spazio alle parole in ricordo di quel tragico 2 giugno, lette da una cugina della cinquantenne che ha concluso l'ultimo saluto a Bruna dicendo: «Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Saranno lunedì a Lovadina i funerali di Lino Baseotto, il suocero di Bruna, che dopo averla uccisa si è tolto la vita.